Bentrovati ad una nuova edizione di TGM, il telegiornale di Media24, che apriamo con la cronaca. È stato arrestato a Caorle l'autore dell'incendio che martedì notte ha distrutto 4 auto. In merito all'incendio che martedì notte ha distrutto 4 autovetture a Caorle, nel parcheggio di via Sile, a 2 passi dalla capitaneria, gli investigatori dell'Arma hanno identificato ed arrestato un trentenne del luogo, considerato come l'autore del gesto criminale. A carico dell'indagato ci sarebbero pesanti accuse di stalking, minaccia ed incendio. Tutto è scaturito da un amore finito e dal conseguente tentativo della sua ex di rifarsi una vita, cosa che il Caorlotto non ha inteso accettare, sino ad incendiare la Citroën del suo nuovo compagno. Elezioni amministrative, continuiamo a presentarvi i candidati sindaci dei comuni che andranno al voto nel mese di ottobre. È il turno di Tino Alescio a chiudere l'elenco dei candidati alla poltrona di sindaco di primo cittadino di Oderzo. Elezioni comunali 2021 ad Oderzo. Siamo con il candidato sindaco Tino Alescio della lista Forza Oderzo. Per quale motivo lei si è candidato e può anche dirci quali sono i punti più importanti del vostro programma? Grazie, buongiorno a tutti. Allora, i motivi sono molteplici. Uno tra i quali e tra i tanti è quello ovviamente dell'amore per la propria città, per cercare di farla crescere e sviluppare sia dal lato economico e anche dal punto di vista della bellezza in se stesso. Io sono stato presidente del Consiglio Comunale, ho una certa esperienza e adesso vorrei trasferire questa esperienza appunto ai miei cittadini con la candidatura al sindaco per cercare di fare il massimo per la nostra città che amiamo tutti quanti. Un altro dei motivi è purtroppo in questi anni, gli ultimi 5 anni, Oderzo è un po' andata giù dal punto di vista diciamo così economico, dal punto di vista della bellezza architettonica. Ovviamente qui la sua parte l'ha fatto il Covid, però è anche vero che vi è una moria continua da parte delle attività commerciali e sappiamo tutti che se non si interviene per cercare di porvi rimedio, le città muoiono e diventano città dormitorio. Noi puntiamo tutte le nostre energie a salvaguardare il commercio del centro storico e a fare in modo che i servizi essenziali rimangano nella nostra cittadina. Si sa che i servizi essenziali portano delle persone a venire in centro a Oderzo, conseguentemente portano ricchezza, perché è ovvio che ognuno spende nei propri negozi dopo aver fatto i propri servizi. Noi abbiamo preso come Forza Oderzo una posizione veramente contraria contro la realizzazione del piano urbano del traffico e quindi la realizzazione dei sensi unici. Abbiamo raccolto 1350 firme contro la realizzazione dei sensi unici e le abbiamo depositate in comune. Ovviamente tutto è andato avanti lo stesso. Perché siamo contrari ai sensi unici? E per il commercio vorremmo di nuovo rivedere la viabilità del centro storico. Laddove è possibile, perché pensiamo che nelle piccole città come Oderzo, dove diciamo il commercio è fatto da un commercio last minute, mordi e fuggi, le persone hanno bisogno, sono sempre più occupate e devono arrivare in centro con le proprie auto, essere liberi di poter circolare e fare le proprie spese in modo veloce. Quindi noi cerchiamo di porvi rimedio al piano urbano del traffico che secondo noi ha penalizzato molto il centro e i commercianti di Oderzo. Abbiamo anche molte altre idee. Per esempio vorremmo creare il parcheggio in Piazzale Europa, che è una zona centrale di Oderzo che è caratterizzata di edifici degli anni 70, dove allora già costruivano pochissimi garage e quindi si trova in una situazione senza parcheggi di creare dei pass per i residenti. Vorremmo anche creare dei posti auto per le persone disabili di fronte a ogni edificio pubblico.
In più stiamo cercando di individuare un'area o di un privato o comunale per fare un accordo pubblico-privato per creare un parcheggio multipiano al ridosso del centro storico. Abbiamo tante altre iniziative per i commercianti, ad esempio eventiamo, molto importante, come avevo detto prima, se non portiamo in centro storico la gente, i negozi chiudono. Eventiamo sono 12 eventi calendarizzati, uno per ogni mese dell'anno, che faranno appunto, porteranno afflusso alla gente. Poi sappiamo bene che con gli eventi anche le attività commerciali, così bar e ristorante, possono rimanere aperti. Un'altra novità nel nostro programma è l'istituzione dell'assessorato al decoro urbano, un assessorato che non sia un assessorato in più, quindi senza altri costi, ma all'interno di un assessorato già esistente, proprio perché sarà responsabile di far bella la città. Concludo dicendo che noi amministreremo Oderzo responsabilmente. A Sacile è stato inaugurato nella giornata di ieri lo sportello disabilità e non autosufficienza. Gli obiettivi e le finalità di questa iniziativa sono quelli di essere un punto di riferimento per la popolazione, per quei settori dove maggiormente si percepisce la debolezza e la difficoltà quotidiana, il tutto senza trascurare la conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali per il progetto di vita di ogni persona coinvolta e per la piena attuazione della vita indipendente. Stefano Boscariol ha avvicinato il sindaco di Sacile, Carlo Sagnol. Inaugura oggi questo nuovo social point rivolto alle persone in difficoltà, alle persone fragili, un'iniziativa che ritengo molto importante per la città di Sacile perché offrirà una nuova opportunità a chi è in difficoltà di trovare dei supporti alla vita di tutti i giorni. Sappiamo quanto soprattutto la pandemia abbia e stia condizionando sempre di più la vita delle persone, soprattutto le persone sole, e con questa attività noi vediamo un grande passo avanti, soprattutto in collaborazione con l'attività anche dei servizi sociali rivolto alle persone, quindi ne avranno un grande aiuto, un grande beneficio. Acque agitate in Consiglio Comunale a Moto di Livenza, dove ancora non si è riusciti ad individuare il rappresentante comunale nel Consiglio di amministrazione dell'Oras, l'ospedale riabilitativo ad alta specializzazione. Caos in Consiglio Comunale a Motta, dove lunedì sera doveva svolgersi la votazione per eleggere il rappresentante comunale nel Consiglio d'amministrazione dell'Oras, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Unica candidatura quella del sindaco Alessandro Righi, che però annuncia improvvisamente il ritiro della sua disponibilità a ricoprire questo ruolo. Viene proposto a questo punto il nome dell'ex sindaco Paolo Speranzon, ma l'opposizione non ci sta. È un nome che non rispecchia l'attuale composizione politica. Nasce tensione e la minoranza lascia l'aula in segno di protesta. Finisce così, con un nulla di fatto il Consiglio Comunale, e l'Oras ha ancora bisogno di un nome. A Fiume Veneto il Consiglio Comunale ha decretato la sospensione della deroga del PRGC. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Fiume Veneto, con i voti favorevoli di Flumen e Lega, ha disposto la sospensione fino al 31 ottobre del 2021 della possibilità di effettuare interventi di ampliamento edilizio derogando ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici in vigore per altezze, distanze dai confini e volumi, come stabilito dalla legge regionale 14/2020. La decisione di procedere con la sospensione, ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Sara Pezzutti, si è resa necessaria per valutare i potenziali effetti negativi sullo scenario esistente, onde evitare edificazioni impattanti con il rischio di nuovi edifici a più piani nel mezzo di zone residenziali e in aree del territorio inadatte a tale scopo, come le zone a destinazione agricola, la cui vocazione rurale va preservata. Senza un intervento da parte del Comune, ha continuato, la legge regionale 14/2020 permetterebbe ai proprietari di immobili di derogare i limiti che il nostro piano regolatore dispone, consentendo di realizzare ampliamenti fino al 50% delle superfici esistenti o 200 metri cubi di volume utile, in maniera indiscriminata sul territorio. Durante la fase di revisione del piano regolatore e delle norme tecniche attualmente in corso, ci saranno degli approfondimenti puntuali, prevedendo l'applicabilità delle deroghe previste in alcune zone del territorio, al fine di agevolare e incentivare il recupero degli immobili più vetusti e bisognosi di riqualificazione, nell'interesse e salvaguardia delle aree di interesse storico, documentale e architettonico.
Un esempio riguarda gli edifici insistenti in piazza Marconi, il cui recupero da parte dei proprietari è auspicato e che ben si presterebbe all'applicazione delle deroghe introdotte dalla Regione, che possono essere di ausilio e slancio per i soli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ampliamento. L'analisi che intendiamo compiere, ha concluso Pezzutti, permetterà di individuare altre aree territoriali dove mantenere le deroghe concesse dalla normativa senza che gli interventi edilizi finiscano per risultare troppo impattanti, anziché tendere al recupero e risanamento dell'edificato esistente. Nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria del Veneto Orientale, dalla mezzanotte sono stati aperti altri 5.000 posti per vaccinarsi già la prossima settimana, con l'auspicio che vi aderiscano sia le fasce di popolazione più giovani ma anche chi non si è ancora vaccinato, ottenendo così in poco tempo anche il Green Pass con la prima immunizzazione eseguita. Lo ha annunciato il direttore generale dell'ULSS 4 Mauro Filippi nel punto stampa svoltosi ieri mattina presso la sede centrale dell'ULSS 4 Veneto Orientale a San Donà di Piave. E si parlerà di tumore alla mammella in una delle prossime rubriche della Parola a cura di Stefano Boscariol. Ospite in studio l'oncologo professor Samuele Massarut del CRO di Aviano. Ve ne proponiamo un breve estratto. Ospite dei nostri studi, dottor Samuele Massarut, ospite perché tratteremo degli argomenti molto interessanti alla rubrica La Parola A che voi andrete a visionare successivamente. In breve, di cosa si è parlato, dottor Massarut, in questa rubrica e se ci vuole suggerire qualche buon pensiero. Ok, intanto un buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, è stato un piacere essere qui con voi. Ma dunque l'argomento è il tumore della mammella. All'interno di questo l'importanza, alcuni spunti, l'importanza innanzitutto è quello della diagnostica precoce, che per un certo periodo è stata un po' abbandonata anche a causa dell'infezione da Covid che purtroppo abbiamo subito, e quindi la prima cosa da dire è alle donne è un accorato appello, seguite lo screening regionale se siete in quella fascia di età. Al di fuori di questo, se doveste sentire qualsiasi sintomo al vostro seno, rivolgetevi subito al vostro medico di medicina generale che vi saprà poi consigliare su cosa fare e in quali tempi e con quale modalità. Oltre a questo l'argomento è anche molto incentrato sul trattamento multidisciplinare del tumore della mammella. Multidisciplinare significa che tutti i professionisti coinvolti lavorano in team, lavorano assieme senza gelosie, che mettono al centro la paziente e che collaborano quotidianamente per ottenere il massimo dei risultati possibili nel trattamento di questo tumore. Infatti la diagnostica precoce associata ad un trattamento integrato adeguato sicuramente garantisce una probabilità di guarigione più alta e oltre a questo una migliore qualità di vita, perché a volte si può guarire ma si può avere un cattivo risultato estetico o funzionale, o si possono avere tossicità da farmaci che in alcuni casi possono essere evitate qualora le scelte vengano fatte nella maniera corretta. Per fare delle scelte corrette bisogna lavorare in team, come dicevo prima, e bisogna avere tutta quanta la tecnologia e tutte le strumentazioni diagnostiche necessarie per affrontare questo tumore, che è estremamente frequente ma che al tempo stesso fortunatamente è anche curabile in una percentuale molto elevata di casi, per cui donne, se vi accorgete di qualcosa non state a casa, perché più si aspetta minore è la probabilità di guarigione, e la guarigione, se preso per tempo, il tumore della mammella è garantita in oltre il 90% dei casi. E si è svolta presso la Guardia Costiera di Caorle la cerimonia di inaugurazione di un'opera donata dall'artista Fernando Betto. Si è svolta presso la sede della Guardia Costiera di Caorle la cerimonia di inaugurazione dell'opera donata dall'artista Fernando Betto. La cerimonia a causa Covid si è svolta in modo sobrio ma significativo, alla presenza dell'ammiraglio Pellizzari, direttore marittimo del Veneto, della tenente di vascello Maria Giovanna Girardi, del cappellano militare, del vice sindaco Giovanni Commisso, oltre che ad una rappresentanza dei marinai e di personale del comune. L'opera è stata offerta dall'artista Fernando Betto ed installata con la collaborazione del comune e della comandante Girardi, che ha voluto così congedarsi da Caorle con un ricordo personale.
La comandante infatti lascerà l'incarico il 27 agosto con destinazione Olbia. Apriamo adesso un'ampia pagina sportiva, cominciamo dal Pordenone Calcio che ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante senegalese Youssouf Silla. Il calciatore classe 98 ha firmato un contratto di 3 anni con scadenza a giugno del 2024. Lo scorso anno ha giocato in Serie D a Gozzano, trascinando i piemontesi alla promozione in Serie C, categoria dove ha vestito nel biennio precedente la maglia del Piacenza. Restiamo a parlare di calcio, ma scendiamo tra i dilettanti del Veneto. Ieri sera giornata di presentazione per 2 squadre del Veneto orientale, ad incominciare dalla blasonata Iulia Sagittaria, pronta a dare all'assalto al vertice del prossimo campionato di promozione. Una squadra costruita per sognare, per disputare un campionato di vertice senza mettere alcun limite al traguardo finale. La Iulia Sagittaria si è presentata nella cornice di Piazza Battistero con il suo carico di novità, ben 9 sono i volti nuovi, e con il desiderio di incominciare quanto prima a far sul serio, nella speranza che la stagione che sta per iniziare abbia finalmente a disputarsi regolarmente. Gli auspici sono buoni per quanto riguarda la nostra squadra, il gruppo ha incominciato a lavorare martedì scorso, insomma ci sono tutti i presupposti per fare un buon campionato. Alla rosa già competitiva che avevamo l'anno scorso abbiamo fatto alcuni innesti molto importanti e siamo riusciti anche ad avere alcuni giovani interessanti, poi abbiamo l'inserimento appunto dei ragazzi del settore giovanile, quindi ci riteniamo soddisfatti di questa rosa. Non ci sono più volti storici del calcio concordiese, quali il bomber Stefano Della Bianca e Nicola Zanotel. Per contro la squadra è diventata più multietnica, avendo irrobustito la compagine sudamericana, ad incominciare dal portiere argentino Cristian Emanuel Zarzo, destinato a giocarsi il posto tra i pali con l'altro nuovo arrivo Enrico Colesso. In difesa c'è Rodrigo Leorato, centrale difensivo carioca ex Portogruaro, lo scorso anno al Vittorio Veneto, mentre in attacco sono arrivati il brasiliano Adriano dall'Altavilla e il paraguaiano Nicolas Turlan per l'Issier dal Lumignacco. A questi si aggiungono i difensori Matteo Uliari dall'Opitergina, Massimo Marchesan dall'Udinese Primavera e Federico Regenaz dalla Liventina, oltre al centrocampista Simone Camozzo dal Calvino Ale. Io credo che sarà un bel campionato. Fossalta di Piave ha sicuramente allestito una rosa interessante. Dopo la differenza, noi non siamo come i professionisti che ci conosciamo, sappiamo tutto di tutto, insomma. Alla fine bisogna andare a vedere. Però a mio parere sarà un bel campionato, molto molto competitivo. In primis appunto ci sono squadre come Fontanelle, come Fossalta di Piave, Vazzolese. Io credo che sia un bel campionato, quindi ci divertiremo sicuramente. Ovviamente tenendo rigorosamente le dita incrociate perché non si sa l'evoluzione di questo Covid. È chiaro che tutti il nostro movimento speriamo di giocare finalmente un campionato regolare. Sono già 2 campionati che non si giocano regolarmente, nel senso che sono finiti prima, quindi diciamo forse quello è il primo obiettivo di tutti, insomma, è quello di finire il campionato regolarmente e dopo noi faremo la nostra parte e cercheremo di dare il meglio. Ecco, voi avete già iniziato la preparazione, primi appuntamenti ufficiali? Ma la preparazione appunto come dicevo l'abbiamo iniziato martedì scorso, per noi il primo appuntamento di questa stagione sarà un appuntamento molto importante, per quanto mi riguarda è molto molto sentito perché sarà il memorial dedicato all'amico Sergio Pinzin. Giocheremo appunto questa partita con il Portogruaro allo stadio Mecchia il mercoledì 18 agosto alle ore 20. Invito fin da adesso a tutti gli sportivi di essere presenti perché Sergio, oltre a un amico carissimo, era soprattutto un uomo di calcio, del nostro territorio, quindi merita la presenza di tutti gli amici allo stadio il 18 agosto alle ore 20 a Portogruaro. Ci sarà la partita appunto Portogruaro contro la Iulia. Senti, una Iulia che sta lavorando alquanto bene anche dal punto di vista del settore giovanile. Ma per quanto mi riguarda credo la capacità che avremo da quest'anno, negli anni scorsi, ma anche e soprattutto per il futuro, di portare a un livello molto più alto il settore giovanile, sia a livello qualitativo sia numerico, sarà la cifra che ci dirà se noi avremo lavorato bene o non lavorato bene. Ci teniamo ovviamente a fare una squadra per la prima squadra che sia competitiva e che si possa giocare il campionato.
ma dove noi ci puntiamo di più è proprio sul settore giovanile. Abbiamo voglia di creare un settore giovanile interessante, importante per tutto il territorio. E nella suggestiva cornice del villaggio turistico internazionale, il Bibbione Calcio si è presentato alla stampa. Una partenza con tante ambizioni, con il presidente Walter Salvador più che mai convinto di poter recitare un ruolo di primo piano nel campionato di prima categoria. Nella suggestiva cornice del villaggio turistico internazionale, il Bibbione Calcio si è presentato alla stampa. Una partenza con tante ambizioni, con il presidente Walter Salvador che è più che mai convinto di poter recitare un ruolo di primo piano nel campionato di prima categoria veneta. Diciamo che ripartiamo da dove eravamo rimasti l'anno scorso. Abbiamo inserito Umberto Mioli, che è una punta che per fisicità a noi mancava rispetto all'anno scorso, questo grazie al lavoro del nostro DS Giampaolo Bean. Però dico la verità, noi avevamo già un'ossatura importante già dall'anno scorso, con giocatori che hanno fatto categoria e con un mister che era abituato a lottare per certi risultati, quindi è stato per noi una bella cosa che tutti i ragazzi hanno voluto rimanere, non abbiamo dovuto convincere nessuno, tutti hanno sposato Bibbione, il progetto Bibbione, e quindi già questo per noi è una vittoria. Dopo chiaramente speriamo che quello che abbiamo fatto porti dei risultati importanti per la nostra località. Ecco, quindi risultati importanti che dovranno essere playoff o promozione diretta? Ma guarda, parlare di risultati nel calcio è sempre un po' difficile. Io sono uno che il calcio l'ha vissuto sul campo, quindi è difficile dire. Noi sicuramente abbiamo la possibilità di arrivare ai playoff, dopodiché vediamo. Ci sono squadre che comunque sono rinforzate, tipo il Sestino e altre, però noi non siamo secondo me non siamo secondi a nessuno. Se non abbiamo grandissimi infortuni, se riusciamo a mantenere la rosa e i giovani che l'anno scorso abbiamo inserito, ricordo 2003, 2004, inseriti in prima squadra titolari, 2000 centrale difensivo, restano nelle attese che noi abbiamo, noi ce la giochiamo con tutti. Dopodiché se siamo più bravi, se no anche se arriviamo secondi o se arriviamo terzi ma abbiamo dato il massimo, noi come società siamo contenti, perché noi abbiamo sempre fatto il passo a seconda della gamba che avevamo. Non abbiamo ambizioni a tutti i costi di arrivare in altre categorie, ma abbiamo semplicemente la voglia di portare sempre in prima squadra dei giovani nostri, di sfruttare il nostro giovanile al massimo del potenziale e far vedere che noi facciamo anche tanto sociale per la gente del nostro comune. Questa è la nostra ambizione più grande. Ecco, hai parlato appunto di settore giovanile, di giovani, voi purtroppo siete stati toccati da questo incendio dei pulmini che insomma è stato un colpo notevole per quanto riguarda la vostra economia. Certo, sfido qualsiasi società a avere 3 pulmini bruciati e non aver ricevuto un colpo, però io devo dire la verità, Bibbione, soprattutto la parte imprenditoriale di Bibbione, ha risposto in maniera incredibile, dandoci veramente già una mano. Posso anticipare, la Bibbione Spiaggia ci ha praticamente dato completamente una mano per comprare un pulmino, e altre realtà di Bibbione che anche magari erano un po' distanti da noi in questi periodi si sono fatte avanti per darci una mano. Questa è una grande responsabilità per noi, perché comunque è chiaro che vuol dire che quello che stiamo facendo per i giovani di Bibbione, per i giovani di San Michele a Tagliamento e di tutto il comune, ricordo che siamo l'unica società di settore giovanile in tutto il comune di San Michele a Tagliamento, è importante e la gente lo sta capendo, e questa è una soddisfazione per la nostra società. E io credo che comunque riusciremo, come sempre, imboccandoci le mani, a portare avanti quello che stiamo facendo. Quest'anno vorrei ricordare che siamo forse una delle poche società in zona che abbiamo i giovanissimi regionali, gli allievi regionali, tutte le squadre del settore giovanile, e quindi credo che sia un grandissimo risultato in tempi difficili come siamo in questo momento. Riflettori adesso puntati sul volley. Ieri a Lignano è stato presentato il nuovo accordo tra il Comune ed il Volley Talmassons. La società udinese giocherà la prossima stagione di Serie A2 proprio al Palasport di Lignano. Dopo la Serie B del calcio con il Pordenone, Lignano ospiterà al Palasport anche la Serie A2 di volley, grazie all'accordo siglato nella giornata di ieri tra l'amministrazione comunale ed il Volley Talmassons.
Il club udinese neopromosso non dispone più del campo amico in quanto non rispondente più alle normative della Federvolley e dunque dovrà essere fatto oggetto di ristrutturazione, ragion per cui ha stretto un'alleanza con la città litoranea che in tal modo diventa sempre più città dello sport, un'occasione che per il Talma Sons, potendo sfruttare il brand di Lignano, si tradurrà in una notevole vetrina. Che cosa significa per la squadra essere qui a Lignano? Innanzitutto dobbiamo premettere che Talma Sons è il più piccolo comune d'Italia che si è aggiudicato una Serie A e quindi Talma Sons è ovviamente un piccolo comune, quindi arrivare qui a Lignano significa è una passerella per il volley, per il movimento del volley. Noi sappiamo che c'è una forte sensibilità per quello che è un'attenzione sullo sport del volley e quindi venire qui a Lignano sicuramente è una vetrina importante sia per noi che anche per la città di Lignano. Le ragazze alloggeranno qui a Lignano anche durante il periodo invernale, quindi anche su un periodo di bassa stagionalità avere qui una squadra di Serie A2 femminile sicuramente coniuga le due realtà comunali come un modello di collaborazione veramente a nostro avviso ottimale. Abbiamo trovato un'ospitalità veramente ineguagliabile, disponibilità a 360 gradi sull'amministrazione comunale, sullo staff del sindaco e quindi noi veramente ci sentiamo a casa qui a Talma Sons, sia a Lignano come fossimo a Talma Sons. Laura, come consideri il fatto di venire ad allenarti in una cittadina balneare? Pensate già a mare, spiaggia, piscina o invece ci sarà anche duro lavoro? Beh, sicuramente ci sarà duro lavoro, insomma sono fondamentali i mesi che precedono l'inizio del campionato, la preparazione è la parte più importante, però sicuramente essere vicini al mare in una località balneare ha invogliato molto la scelta soprattutto di tante giocatrici nel venire qua e poi comunque nei momenti di pausa, nei weekend in cui avremo giorni di riposo sicuramente potremo approfittare di essere vicino al mare per rilassarci, goderci un po', insomma ancora un po' quello che rimane dell'estate, abbronzarci dato che comunque facendo tanti allenamenti la bronzatura si perde subito, potremo reintegrare durante insomma i periodi, i momenti di riposo, ecco. Chiaro che il campionato a 2 deve ancora iniziare, ma guardate al fatto di vincere ovviamente. Sicuramente le ambizioni di chi partecipa a un campionato di Serie A sono alte, il roster comunque è un buon roster, ambizioso, di livello, con esperienza, comunque sono tutte giocatrici che conoscono bene la Serie A, la praticano da diversi anni, quindi siamo tutte sicuramente cariche per partire e sperando che vada tutto bene. Il nostro desiderio sarebbe quello di avere il pubblico, di ritornare a giocare davanti ad un pubblico, magari non al 100%, però sicuramente avere anche solo un 50% sarebbe tanto, sarebbe bello, quindi vediamo, però siamo cariche per questo inizio. Sindaco Fanotto, possiamo dire che Lignano è un paese avvezzo a ospitare grandi eventi sportivi, a dare una mano quando c'è bisogno. Ora il volley, prima il calcio, non solo. Sì, noi siamo bravi a, penso, cogliere certe opportunità, penso insomma che il turismo è molto cambiato e c'è la necessità oggi di instaurare delle collaborazioni tra i territori per non chiudersi ma aprendosi proprio alle persone e anche appunto a cogliere certe opportunità. Perché il turismo oggi richiede un'offerta integrata, i turisti non si accontentano di passare la loro vacanza sotto l'ombrellone godendo della spiaggia e del mare, ma ricercano servizi, ricercano momenti di fruizione culturale, sportiva, di intrattenimento. Quindi il fatto di riuscire a instaurare delle collaborazioni con delle eccellenze del nostro territorio penso che porti ad un circolo virtuoso, da un lato per la capacità che Lignano ha di promuovere il territorio e dall'altro perché il territorio arricchisce l'offerta di Lignano. E il telegiornale di Media24 finisce qui, vi lascio alle previsioni del tempo e alla rubrica Mondo del Lavoro oggi con ospite Marco Bertuzzo, consigliere ANCE Alto Adriatico. Noi ci rivediamo nelle prossime edizioni, sempre qui sul canale 606 del Digitale Terrestre. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.